Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi vediamo un circuito che non è nuovo, esiste da parecchio tempo, è un circuito che il Degar Maledetto Veneziano usano da anni e serve più che altro una delle specifiche, una delle particolarità, delle peculiarità di questo circuito e che viene usato nei casi difficili, nel caso in cui in alcuni locali, tipo le stanze a letto, ci siano dei parassiti astrali, dei vampiri energetici, insomma, delle brutte storie. Vi ricordo però una cosa, che il mondo, vi do una notizia proprio di quelle grosse, il mondo fa male. Il mondo fa male, non è che ci sono tutti stinchi di santo sui social, quindi molte volte quando si entra in alcuni social non è che sono tutti dei Sai Baba o dei, non so io, Gustavo Roll oppure dei Padre Pio, ma ci sono ancora, o alcune volte si può incontrare dei lupi vestiti da pecore. Lo ripeto, il mondo fa male ogni tanto. E quindi o per il nostro karma, o per il nostro DNA, o perché proprio la giornata no, potremo incontrare gente che ci parassita a livello astrale e che magari arriva vestito da agnello e in realtà è un bel volpone. E come ho già spiegato in altre pillole, in cui capita, no, che alcune volte si fa degli errori casuali o diciamo si sbaglia, no? Si può fare un incidente, incontrare la persona sbagliata o rispondere male alla persona sbagliata pensando che sia un pirla e poi dopo qualche anno arriva il conto da pagare perché non c'è nulla di gratis in questo mondo. Quindi noi cosa possiamo fare? Ipotizziamo che invece noi siamo dei stinchi di santo e abbiamo la sfortuna di incontrare solo delle bestie, insomma, persone brutte, no? E può capitare che qualcuno sia anche bravo a uscire astralmente. Può capitare che alcune volte mentre dormiamo ci vengono a trovare gente che non è adatta a noi, però loro si divertono a fare queste cose qua. Allora, nei giorni scorsi ho parlato di questi circuiti qui, questo per darci le conoscenze di Mercurio, le forze angeliche, che non ha niente a che vedere con la New Age, quei, quei pacchi da vogliamoci tutti bene, la parolina che ti fa trovare il parcheggio, la parolina che ti fa trovare il conto in banca pieno. No, qua è proprio un'elevazione spirituale, una crescita spirituale che non viene subito perché l'ho spiegato in tutte le lingue di questo mondo e il corpo eterico ci mette come minimo un mese a caricarsi completamente e poi per un anno e mezzo, si incominciano a vedere dei piccoli cambiamenti. Certo, poi magari per un colpo di fortuna, perché il colpo fortunato esiste sempre, o per il karma, per il DNA, chiamato come volete, poi magari il circuito, pam, fa subito il suo dovere. Però questo serve per darci un po' di conoscenza, un po' di brio, un po' di quella cosa che si chiama salus granus, no? Poi vediamo quest'altro circuito che ve l'ho spiegato l'altro giorno in una pillola. Se la prima volta che segui Marietto Hildegard, vai nel canale di Hildegard Marietto Veneziano, troverai la pillola che parla di questo circuito che serve per dare una nuova ricarica nella vita. Qui c'è il simbolo del serpente che si mangia la coda nell'infinito, che è un simbolo protettivo in questo caso qua. E questi due triangoli sovrapposti che servono a dare la spinta giusta, no? Per dare una botta di vita a una vita magari un po' sedentaria e ci dovete mettere il nome e cognome e data di chi volete dare questa spinta. E questo qui chiaramente è il circuito che ho già spiegato che serve per aumentare il lavoro, per dare più spinta sul lavoro. Beh, potete attivarli tutti, no? Perché i circuiti devono essere attivati in modo che lavori in modo sinergico. Ma quel circuito di cui voglio parlare oggi, opla, li metto tutti al contrario perché li vedo dritti. Allora, il circuito di cui voglio parlare oggi è questo. Questo circuito serve proprio in quei casi disperati in cui siete entrati come San Francesco in un gruppo social o per la strada, al supermercato, siete stati parassitati, avete già usato magari anche
questo circuito, che ho già spiegato l'altro giorno cosa serve, che serve per togliere le energie negative dalla casa, e poi questo qui magari non riesce a fare il 100%, l'avete posizionato in tutti i posti, e allora bisogna entrare a gamba tesa, bisogna togliersi i guanti bianchi, bisogna far capire che chi semina raccoglie, bisogna capire che a un certo punto l'elastico si spacca. Lo ripeto, alcune volte l'elastico si spacca, e allora bisogna entrare a gamba tesa. Quindi lo mettete nella vostra stanza, lo mettete magari in un posto in cui vi sentite un po' deboli, no? E lo lasciate lì fin quando non raggiungete il vostro obiettivo. Non bisogna metterci sopra niente, nessun testimone. Lui lavora gratis, eh? Lui lavora gratis, non ci sono i sindacati, non ci sono le solite menate di sinistra. Quindi è un circuito gratuito. Vi ricordo comunque che se volete degli approfondimenti professionali, il Degarma Elettroniziano sono sempre disponibili. E cari amici, più di questo non so cosa dirvi. Se avete delle domande e volete un consulto, il Marietto e Hilde sono sempre qui. Vi ricordo anche che lunedì alle 21:15, cioè domani sera, ci sarà il The Garden, la piattaforma StreamYard per le solite sibili interattive gratuite. Mercoledì c'è il vostro Marietto alle 18 e venerdì sempre 21:15, sempre la piattaforma StreamYard, sibili interattive gratuite. Ok, cari amici, grazie e come al solito alla prossima pillola.